sono tutti siti nella zona che va tra la laguna di Venezia e il Polesine, e questo mette a forte repentaglio, per l'impatto che avrebbe la presenza di una centrale nucleare, le attività importanti che qui si svolgono, la pesca, il turismo, la stessa possibilità nella zona di Marghera di riconvertire l'intera zona bonificandola, e naturalmente questo si somma ai rischi propri di una centrale nucleare. Voi siete sempre stati contrari al nucleare, perché? Per le ragioni che ha spiegato negli scorsi giorni lo stesso premio Nobel Carlo Rubbia. Si tratta di una tecnologia vecchia che per alimentarsi ha bisogno di utilizzare l'uranio, che ormai è scarso quanto il petrolio, quindi non avrebbe futuro, di una tecnologia che impedisce di fare sviluppo vero delle fonti alternative e rinnovabili, e quindi ci agganceremmo a un treno che ormai sta in tutto il mondo segnando il passo, oltre a essere un treno pieno di pericoli, come abbiamo visto nella storia di questa industria in troppe occasioni. Per dire no, avete pensato a una mobilitazione? Sì, noi chiediamo che in tutta Italia si interpellino i cittadini, perché sono stati gli italiani a dire no al nucleare e quindi bisogna sentirli. Per quanto riguarda il Veneto, noi chiediamo che la Giunta regionale promuova un referendum consultivo, perché le regioni in cui è possibile che si collochi una centrale nucleare devono esprimersi direttamente.